ragazzi, ciao, buonasera a tutti, ciao, ciao, buoni, ciao. Segretario! Arriva il segretario nazionale e questa sera inizia il suo percorso in Veneto, che poi domani transiterà tra Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, per poi ritornare in Veneto di qui a una settimana e mezza. È una fase di ascolto molto significativa, non è la campagna elettorale, ma è un modo per stare in mezzo alla gente, per ascoltare le problematiche, per sentire le opinioni di qualche cooperativa sociale, di qualche azienda di riferimento, di semplici cittadini, di problematiche che il territorio vive, e quindi siamo molto felici da questo punto di vista, e il nostro impegno è quello di fare arrivare al segretario nazionale le istanze del territorio veneto. Siamo qui a Conegliano perché dovrebbe essere la tappa di Belluno. Il segretario si ferma qua e poi procede con un mezzo motore verso provincia di Belluno perché non c'è la linea elettrificata. Questo ci deve ricordare che c'è un territorio che necessita ancora di investimenti in trasporto pubblico per l'elettrificazione. Già il PD di Conegliano insieme al PD di Vittorio Veneto con Marco Dussa avevamo sollecitato questa questione. So che il ministro Del Rio nell'ultimo passaggio che è venuto proprio in campagna elettorale di Conegliano ha ribadito l'intenzione di elettrificare la linea, speriamo che dopo 50 anni la si faccia. Questo è un giro del territorio perché il Partito Democratico è un partito sia di governo, abbiamo la responsabilità del Paese, sappiamo tenere i conti in ordine, ma abbiamo anche la sensibilità di incontrare le persone. Il segretario nazionale, che non è più il Presidente del Consiglio, ha sentito giustamente la necessità di girare i territori. È un arrivo molto atteso, visto anche il numero di persone e di bandiere che sventolano. Il viaggio in treno è un viaggio per l'Italia, lungo l'Italia, e speriamo che sia foriero anche di frutti positivi per il nostro governo. È una campagna d'ascolto che è partita e sta girando tutto il territorio nazionale, è un'occasione anche per noi che militiamo di incontrare il segretario, con non tanto tempo effettivamente per il dialogo, ma anche lui ha modo di conoscere le nostre realtà. I miei sentimenti non sono sicuramente tranquilli, anche considerando che per noi lui non ha fatto assolutamente niente, come ovviamente tutti i politici, anche veneti. Noi ci troviamo in una situazione in cui ci è stato mangiato letteralmente tutto, e la cosa che dispiace di più è che non hanno voluto, secondo me, poter fare qualcosa, perché i presupposti per intervenire c'erano. È un'occasione per dimostrare il nostro risentimento verso un signore che ha regalato i soldi alle banche, mentre noi, per esempio, io e mia moglie avevamo risparmiato dei soldini perché, non essendo eterni, non volevamo dar pensieri ai 4 figli che abbiamo il giorno del trapasso. Quindi loro andavano in banca, si prendevano i 4 soldini che servivano per la cassa in radica di noce, diciamo, però adesso non ci sono più e la cassa la faremo di cartone. Una presenza di protesta, insomma, la vostra. Diciamo, certo, perché non mi piace come ragiona quel signore, assolutamente. Qual è la cosa che l'ha fatta, diciamo, stare peggio in questa situazione? So che i miei figli non andranno mai in pensione e mi dispiace perché noi non ci saremo per aiutarli. Dico che bisogna che ci si ricordi queste cose, perché un furto di questo genere sostenuto e supportato dal governo è una vergogna, è una cosa indicibile.